Buonasera, ben ritrovati. Eccoci con l'appuntamento serale per la seconda serata della 13ª edizione del Premio Stana. Mi vedete qua in studio con Ines Cavalcanti, che è la direttrice artistica del festival, e stasera abbiamo un ospite di eccezione, nel senso che la sua partecipazione al festival è veramente eccezionale. In collegamento dalla Francia abbiamo Ronan Irienne, che è un giornalista che ci parlerà di una questione molto scottante in questi mesi in Francia. Ma per parlare di questo lascio immediatamente la parola a Ines. Sono molto contenta stasera di poter avere un regista e giornalista che lavora a France 3 in Bretagna, che è di lingua e di cultura bretone, che viene per raccontarci un qualcosa che si sta passando in Francia, che non so quanto in Italia sia conosciuto. Ecco, in Francia, in questi nel mese di aprile, è stata varata una proposta di legge sulla protezione del patrimoniale e la protezione della lingua regionali. È stata presentata da un deputato bretone che si chiama Paul Molac e adottata lo scorso aprile dall'Assemblea nazionale. Lo leggo per non sbagliare assolutamente niente, con 247 voti a favore, 76 contrari e 19 astenuti. Ma dei deputati contrari hanno deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Non vogliamo anticipare il seguito. Per fare questo abbiamo con noi Ronan Irienne, a cui passiamo la parola. Je lis un texte, devo guardare la telecamera e non la televisione che ho qui davanti, mi scuso. Alors, j'ai expliqué, j'ai fait un breve texte. Voilà. Capisco. Ok. C'est parfait. Je ne voulais pas me tromper, donc j'ai lu seulement ce qui s'est arrivé, que déjà, ce qui s'est arrivé, ça veut dire beaucoup de ce qui se passe en France historiquement, et il n'a pas besoin que moi, je dise d'autres. Je voulais dire que ce soir, on a mis un titre à la soirée, Les lingue tagliate. Les lingue tagliate, c'est un livre qu'il a écrit un écrivain italien, qui est encore vivant, qui s'appelle Sergio Salvi. Il avait fait deux livres fondamentaux en Italie. Un s'appelait Les Nazioni Proibite. Il parlait aussi de la Bretagne, des Pays Basques, de toutes les nations sans État en Europe. Il a été un livre fondamental pour nous, pour notre formation. Et après, il a écrit Des lingue tagliate, il est un titre dans le 1975, donc il y a beaucoup d'années qu'il a fait ça, et c'est la première fois qu'en Italie, ils ont parlé de les minorités en un style pas folklorique. Et il avait décrit 12 minorités linguistiques en Italie, et ils sont les minorités linguistiques qui ont été, que dans le 1999, ils ont été objets d'une loi qui s'appelle Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche. L'État italien, dans cette loi, il a reconnu qu'en Italie, il y a 12 langues qui ne sont pas italiennes, qui sont d'autres types de langues. Il y a l'occitan, il y a le sarde, il y a l'adène, il y a l'arbreche. Et donc, on ne peut pas dire que la loi italienne qu'il a passée, il est complètement adopté et dans tous ses parties. Beaucoup, il reste encore à faire, mais c'est clair que la question que les langues ont été reconnues en tant que langue, ils l'ont fait en manière qu'en Italie, maintenant, il y a un point ferme. Il n'y a personne qui peut affirmer d'autres choses et c'est un moment qu'on commence à travailler avec un chemin.
Donc, l'augurio que je veux faire, c'est que la loi que maintenant on va parler et des difficultés qu'il va rencontrer, il passe. Parce que je pense qu'on est dans un moment différent dans le monde. Et c'est plus le moment où les langues, ils doivent se battre entre eux. Il est le moment que même les colonisateurs, parce que la langue française, il a été une langue de colonisation dans le passé, comme il ont été beaucoup d'autres langues, une langue d'expansion, et il a aussi été une langue de répression pour tous les peuples différents en France. Et ça, nous, on le sait bien, on connaît bien la question occitane de notre côté, mais on connaît aussi un peu la question bretonne, la question basque, la question corse, etc. Et donc, il faut dire que les députés qui s'opposent à cette langue, ils font part du passé. Nous, on veut aller vers le futur. Vous autres, vous voulez aller vers le futur. Et donc, on a un nouvel chemin et j'espère effectivement que vous allez gagner la bataille que vous êtes en train de faire pour affirmer les droits à les langues différentes de la langue française, de vivre et de se promouvoir sur le territoire. Je te remercie beaucoup d'être ici avec nous cette soir. Je te laisse la parole et voilà. Et on donne comme ça occasion à le public de Priostana de connaître une situation qu'en Italie on ne connaît pas beaucoup. Voilà, je traduis seulement un menu pour le pubblico italiano. Brevemente riassumo cosa ha detto Ines. Come avete sentito, in Francia c'è stata una proposta di legge per l'insegnamento immersivo delle lingue minoritarie, è stata approvata, ma è stato fatto un ricorso da chi ha bocciato questa proposta. Lei ha fatto un confronto con quella che è la situazione italiana, che ha visto nel 1999 approvare una legge, se non sbaglio la 482, che tutela 12 minoranze linguistiche sul territorio italiano. La tutela significa la tutela linguistica, la possibilità di insegnamento, la diffusione e anche la possibilità di ottenere dei finanziamenti. È interessante stasera avere con noi Irene, che parlerà della situazione francese, e abbiamo introdotto questo argomento anche pensando a un confronto. Detto questo, ovviamente lascio la parola a tu. Grazie. Peut-être que dans un premier temps, on peut montrer le court reportage de France 3 Bretagne tourné lors de la manifestation de samedi dernier. D'accord. Je sais pas si c'est possible. Sì, chiediamo alla regia di far passare la manifestazione che è stata fatta in Bretagna sull'argomento che lui andrà a parlare. Heure mouradue d'une marée humaine à Guingamp pour réagir à la censure de la loi Molac par le Conseil constitutionnel. Au premier rang des manifestants, les collégiens et lycéens de Diwan et des autres filières bilingues. L'immersion linguistique qui a été retoquée à Paris, ils la connaissent bien, ils baignent dedans au quotidien. Maîtriser plusieurs langues, nos problèmes. On arrive à gérer entre les deux parce qu'on a appris le breton depuis notre plus jeune âge. C'est un avantage qu'on a et on essaye de nous retirer cet avantage. Je trouve ça honteux. S'il n'y a pas de breton, il n'y a plus de Bretagne. C'est ancré dans les générations et les générations et il faut que ça continue encore. Cette décision du Conseil constitutionnel, on ne la comprend pas. Ça fait 50 ans que Diwan, ça marche très bien et là, tout a été réduit, tout est reparti à zéro. C'est aussi grâce aux enseignants qu'on a eu à Diwan qu'on est aussi polyglotte et le français fait partie des langues qu'on parle. Donc, faut qu'ils nous posent la question, faut qu'ils nous parlent en français et on peut leur prouver qu'il n'y a pas de souci. Parmi les manifestants, beaucoup de familles et d'enseignants médusés de découvrir que leur pédagogie de 4 décennies est jugée illégale à Paris. Une langue, il faut la vivre, donc l'utiliser, évidemment. Et on l'apprend quand on est baigné dans un bain linguistique et on l'apprend d'autant plus vite qu'on la vit au jour le jour. Ils se foutent de nous. Ils tendent la perche pour se faire taper. On est vraiment en colère là. Le but du jeu, c'est changer la Constitution du coup. Car c'est l'article 2 de la Constitution qui stipule que la langue française est la langue de la République, qui est invoquée pour exclure la pratique de l'immersion en langue régionale. La solution, évidemment, c'est de changer la Constitution. Bon, c'est très compliqué en France, mais je pense qu'on peut y arriver. Il faut savoir que les 2/3 des sénateurs, les 2/3 des députés ont quand même voté cette loi Molac. Donc, logiquement, ils devraient se retrouver sur cette affaire-là. Il faut faire sortir la France des scléroses, c'est clair.
Le cortège a fait une haie d'honneur aux coureurs des derniers kilomètres de la Redadec, la course relais pour la langue bretonne qui en une semaine vient de faire le tour de Bretagne. À 3 semaines des régionales, les nombreux candidats présents dans la foule ont pu mesurer combien cette question linguistique est devenue incontournable en Bretagne. Voilà, comme ça vous voyez un peu la dernière manifestation qui a été très importante. Donc, plusieurs manifestations se sont tenues à travers toute la France pour défendre les langues régionales samedi dernier. Il y avait près de 15 000 personnes à Guingamp, de 10 à 15 000 personnes à Guingamp en Bretagne, de 6 à 10 000 personnes à Bayonne au Pays Basque, de 1 000 à 3 000 personnes à Perpignan, où on parle catalan, donc, 200 personnes à Colmar en Alsace, 200 personnes à Bastia en Corse, et pour l'Occitanie, donc, il y a eu une 50aine de rassemblements, avec 500 personnes à Albi, 400 à Pau, 200 à Carcassonne. Voilà, donc c'était des manifestations vraiment très, très importantes, et particulièrement en Bretagne. Ces manifestations, elles interviennent suite à une censure du Conseil constitutionnel, donc saisi par des députés sur la loi Molac. Cette censure concernait 2 articles de la loi Molac. Un article, l'enseignement immersif, qui est pratiqué avec succès donc depuis près de 50 ans. En Bretagne, c'est les écoles Diwan. Au Pays Basque, c'est ASCA. En Occitanie, Calendreta. En Alsace, ABC, ABCM. Et puis pour le catalan, Bressola. Voilà, les systèmes immersifs, ce sont des écoles privées sous contrat avec l'État, sous contrat d'association avec l'État, dont les enseignants sont financés par l'État et les personnels non enseignants sont financés par les écoles elles-mêmes. Et cet enseignement, donc, la loi Molac espérait le faire reconnaître et permettre de le développer. Et le Conseil constitutionnel a considéré que parce que l'article 2 de la Constitution précise la langue de la République est le français, ça interdisait l'enseignement immersif, ça interdisait qu'il y ait une vie dans l'établissement en langue bretonne et que l'on enseigne des langues et que l'on enseigne des matières, quelles qu'elles soient, en breton. Voilà. Tu peux, je cherche d'expliquer, mais quello che lui dice è che la legge Molac è stata, c'è stato un ricorso alla Corte Costituzionale perché l'articolo 2 della Costituzione francese dice che la lingua della Francia è il francese. Ma in realtà, se vogliamo fare un parallelo con la legge 482 del 99, norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche in Italia, anche la legge italiana parte dicendo che la lingua dello Stato italiano è la lingua italiana, ma poi scrive: sono altresì tutelate le minoranze linguistiche storiche, occitana, franco-provenzale, sarda, eccetera, eccetera. Quindi non è diverso da quello che c'è in Francia, perché anche in Italia dice quello, però poi in Italia le lingue regionali non vogliono essere la lingua della Repubblica Francese, no? Il basco, il catalano, l'occitano non prendono il posto della lingua francese, chiedono però di essere considerate e di essere insegnate. Quindi è molto interessante anche questo parallelo tra l'Italia e la Francia. Sì, lui ha fatto notare questa cosa del fatto che la legge Molac suggerisce, propone l'insegnamento immersivo, che già esiste perché ci sono delle scuole private, occitane, bretoni, catalane, basche in Francia, che non hanno delle sovvenzioni. Quello che si vorrebbe è che ci sia un riconoscimento dell'insegnamento immersivo da parte dello Stato, cosa che questa legge propone e cosa che gli oppositori contrastano, per questo c'è stato questo ricorso.
Questo ha fatto sì che ci sia stata in Francia, come avete visto, una grandissima partecipazione alle manifestazioni. In tutta la Francia, nelle zone regionali, ci sono state migliaia di persone che hanno manifestato. Sicuramente avrete sentito quel ragazzino, quindi anche molto giovane, c'è una coscienza linguistica anche nelle generazioni più verdi, che diceva: se non esistono i bretoni non esisterà più la Bretagna. E questo è, come dire, è toccante, no? Soprattutto sentito dire da un adolescente. Questo significa che la coscienza di popolo è molto forte e il non permettere l'insegnamento immersivo delle lingue è un po' visto come una prevaricazione da parte dello Stato, no? Certo, assolutamente. Je pense qu'on a expliqué la chose qui s'est passée, on peut continuer. Oui, voilà. En fait, l'objet initial de la loi Molac, c'est de donner une portée juridique à un nouvel article de la Constitution qui était arrivé en 2008. C'est-à-dire, en 1992, en juin 1992, pour la première fois, est écrit dans la Constitution: la langue de la République est le français. Avant 1992, il n'en a jamais été question. Enfin, ce n'était pas dans la Constitution, dans la loi fondamentale de l'État français. Et depuis lors, alors que lorsque ça a été introduit, en fait, ça a été introduit contre l'anglais parce que c'était l'époque du traité de Maastricht, on allait vers l'euro. Et donc, la France voulait défendre la langue française face à l'anglais. Or, ce dont on se rend compte, c'est depuis l'introduction de cette affirmation d'une langue officielle en France en 1992, systématiquement, le Conseil d'État comme le Conseil constitutionnel se sont servis de cet article dans la Constitution pour attaquer les langues régionales. C'est pour ça que la France n'a pas encore ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, par exemple. Elle est signée, mais n'est pas ratifiée. Tu peux te fermer ici un moment, on fait la traduzione. Oui. Lui sostiene che la legge Molac sembra andare contro la Costituzione, ma la Costituzione è vecchia di più di 100 anni. E questa frase nella Costituzione in cui si recita la lingua della Repubblica Francese è il francese è nata in quegli anni, alla fine dell'Ottocento, perché si voleva contrapporre la lingua francese a quella inglese, che era un'altra lingua nazionale. In questo caso quello che invece si vuole sottolineare è la possibilità di avere un valore anche per quanto riguarda le lingue regionali. Sicuramente questa frase è in qualche modo anacronistica e Molac cerca di far capire che il problema di questa frase nella Costituzione è passato e non era per le lingue regionali, che in questo momento vengono attaccate ma non erano il fulcro della questione quando questo è stato fatto. Tra l'altro la Francia non ha ancora ratificato un trattato europeo sulle lingue minoritarie, forse uno degli unici stati. No, neanche l'Italia. Nonostante che è curioso, perché sì, l'Italia ci sia la legge. ha dovuto praticamente fare la legge 482 del 2019 per far sì di poter approvare la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie. Quindi è passata una legge, la legge insomma è sul territorio delle varie minoranze, ma tutte le volte che la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie viene portata in Parlamento in Italia, o il Parlamento cade, non c'è più il governo, insomma non si è mai riusciti a far approvare neanche in Italia questa legge, questa carta, ed è veramente paradossale. On te redonne la parole. Oui, et donc on a cette affirmation d'une langue officielle en France qui est introduite dans la Constitution en 1992. Et en réaction aux interprétations négatives pour les langues régionales que font le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, en 2008 est introduit un nouvel article dans la Constitution, l'article 75.1, qui précise « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Mais cet article introduit dans la Constitution en 2008,
il semble purement déclaratif. Il n'oblige à rien, il ne donne pas de droit ou de devoir. C'est comme s'il n'était que déclaratif, décoratif. Et donc, Molac avait l'intention de donner une portée juridique à cette loi, non, à cet article de la Constitution. Je ne sais pas si on traduit. Sì, c'è stata un'aggiunta alla Costituzione francese nel 2008 in cui è stato aggiunto un articolo che dichiara che le lingue regionali appartengono alla Francia, al patrimonio di tutta la nazione. Il problema, come sottolinea giustamente Ronan Hirière, è che questo articolo lui l'ha definito puramente dichiarativo e decorativo, cioè sono parole scritte in un articolo aggiunto alla Costituzione ma non hanno avuto valore attuativo. Molac sta cercando di fare in modo che queste parole, che hanno oramai 13 anni perché l'articolo è del 2008, siano finalmente messe in pratica, che ci sia un atto fattivo da parte dello Stato a favore delle leggi regionali et des langues régionales. Voilà. Donc, ensuite, après ce point sur la loi Molac, je ne vais pas approfondir davantage ce point sur la loi Molac, je vais évoquer la situation socio-linguistique un peu du breton, et puis l'histoire de la position idéologique de l'État français, et enfin les issues possibles à la crise actuelle. Se vuoi tradurre ce petit plan. Sì. Allora lui adesso andrà a illustrare quella che è la posizione storica della lingua bretone, che è quella di cui lui si occupa in particolare, la posizione dello Stato francese, e poi andrà anche a illustrare quella che potrebbe essere una soluzione per dirimere questo caso che sembra, come dire, semplice, sentito sicuramente da un pubblico italiano, dove esiste una tutela, mentre in Francia è veramente una questione spinosa. Tout d'abord, je vais préciser que la loi Molac n'avait pas du tout pour objectif de porter atteinte à la Constitution, évidemment, et que en Bretagne, beaucoup, en tous les cas, considèrent que l'interprétation que fait le Conseil constitutionnel de cet article 2 qui précise la langue de la République est le français, est vraiment très, très étonnante parce que ce n'est pas affirmé, c'est pas parce que la langue de la République est le français que c'est exclusivement le français. Et donc le Conseil constitutionnel ainsi, il n'a pas jugé en connaissance ou en observant la réalité de l'enseignement des langues régionales aujourd'hui, puisqu'il y a environ 30 000 enfants qui apprennent une langue en immersion en France, soit dans les écoles de 20 à 30 000, suivant la quantité de bilinguisme aussi qu'il peut y avoir dans les écoles privées associatives sous contrat avec l'État, ainsi que dans des écoles publiques aussi, au Pays Basque et en Corse. On voit cet enseignement pratiqué de façon immersive aussi. Et pourquoi l'enseignement immersif? Pourquoi dans certains établissements proposent un enseignement des différentes matières en breton, en basque, en catalan? C'est parce que le poids du français est tel aujourd'hui dans la société, il y a une rupture dans la transmission de la langue, et le poids du français est tel dans la société que c'est l'enseignement qui fabrique le plus facilement de nouveaux locuteurs complets, capables de s'exprimer le plus aisément possible dans ces langues. Mais dans ces écoles, on étudie aussi évidemment les programmes nationaux, on étudie la littérature française en français, et vous avez vu dans le reportage précédent que ces jeunes se débrouillent très bien en français dans les interviews auxquelles ils ont répondu. Voilà. Bon, voglio intervenire perché io conosco abbastanza bene la situazione occitana. Allora lui dice che giustamente
In questo caso la società civile è molto più avanti dello Stato francese, perché intanto ci sono queste scuole immersive. Io conosco bene il caso delle Calandretos in Occitania, e abbiamo anche collaborato con queste scuole, che appunto sono delle scuole che hanno dei programmi didattici tra l'altro molto avanzati, hanno un ragionamento sulla società contemporanea molto aperto anche nel sistema di insegnamento delle lingue, ma ovviamente sono delle scuole dove i programmi didattici generali della scuola francese vengono rispettati, quindi non c'è contraddizione assolutamente. E quindi non si capisce come, davanti a un avanzamento così della società civile, dove praticamente appunto in tutte le lingue diverse dal francese c'è stato questo avanzamento, con una società che si è impegnata, no, per riuscire a mettere in piedi questo sistema, si possa verificare un caso come questo che si sta verificando in questi giorni. Certo, lui sottolineava tra l'altro il fatto che chi ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale invocando l'articolo 2 della Costituzione, che recita che la lingua della Repubblica è il francese, non intende rinunciare al francese a favore delle lingue regionali, semplicemente fa notare che le lingue regionali possono avere pari dignità, che già esistono delle scuole associative dove 3.000 ragazzi imparano e studiano le materie nelle lingue regionali, ma le materie di appannaggio della lingua francese, così come la letteratura, vengono svolte in francese. A maggior ragione, la possibilità di studiare in una scuola che promuove il bilinguismo è una grandissima ricchezza a livello educativo. Si sa benissimo, aggiungo che gli studi neuroscientifici dimostrano che il bilinguismo aiuta lo sviluppo cerebrale delle persone, no? Quindi questo non può che essere un arricchimento, avere delle persone formate che sappiano parlare, esprimersi e ragionare non in una lingua ma in due. Questo non può essere che un vantaggio e una ricchezza per quelli che sono a tutti gli effetti dei cittadini francesi. Oui, et on peut compléter, en fait, non seulement ça donne une aptitude à apprendre les langues, d'autres langues, que d'être bilingue avec la langue de son environnement proche, mais apprendre le breton, ça permet aussi de comprendre justement cet environnement proche dans lequel on vit, les toponymes, les noms de lieux, les noms de famille, les expressions dans le français local, et ça permet d'accéder à la compréhension d'un patrimoine aussi chanté, écrit, différent du français. Et c'est essentiellement ça qui anime les locuteurs du breton aujourd'hui. Parler, lire, créer en breton, en basque, en occitan, en alsacien, en corse, en catalan. Voilà. Avere la possibilità di imparare un'altra lingua, come tutte quelle che lui ha elencato, come il catalano, il corso, il bretone, il basco, l'alsaziano, l'occitano, al di là di permettere agli apprendenti, ai discenti, di imparare non solo una lingua, ma dei toponimi, delle espressioni francesi tipiche di quella regione, i nomi dei piatti, i nomi dei fiumi, dei laghi, delle montagne, i modi di dire, una scrittura diversa, tutto quello che comprende la ricchezza di una lingua diversa da un'altra, abitua anche i cervelli dei discenti ad abituarsi ad apprendere altre lingue, perché noi sappiamo che il cervello umano può imparare tante lingue diverse e usarle parallelamente. Imparare una lingua regionale fin da bambini è un grandissimo allenamento per poter poi anche più avanti negli anni ad apprendere lingue diverse e ampliare il proprio vocabolo non soltanto linguistico ma anche culturale. Secondo me Molac non lo conosco, ma sicuramente le sue intenzioni sono dichiarate chiaramente nel titolo della legge che lui propone, perché la legge che lui propone è protezione patrimoniale e protezione delle lingue regionali. La protezione patrimoniale, che cos'è oggi? Cos'è la protezione patrimoniale? È la protezione di un territorio, della sua biodiversità.
Noi facciamo dei lavori qui, noi l'occitano, la lingua occitana nelle valli, qui in Italia, appartiene a 12 valli che sono confinanti con la Francia, tutte aree di montagna. E la protezione del territorio, della biodiversità territoriale, passa attraverso tanti tipi di azioni. Ci sono i parchi, ci sono la protezione della natura, c'è la protezione, ma questi luoghi non è che sono dei luoghi anonimi, tutti questi luoghi sono appunto, come diceva il giornalista, sono luoghi che hanno una storia, sono luoghi che hanno vissuto delle storie, e la creazione che avviene in questi territori è legata a tanti elementi di tipo diverso che sono formati dal patrimonio e dalla lingua, perché la lingua è strettamente legata a quel territorio. Quindi secondo me il titolo della proposta di legge non lascia spazio a dubbi, cioè non è chiediamo l'indipendenza della Bretagna, chiediamo l'indipendenza dell'Occitania, eccetera, ma noi vogliamo che venga riconosciuto una cosa che è molto moderna, che il territorio è collegato a tutti gli elementi che lo compongono et quindi alla lingua e al patrimonio. Voilà, alors il faut souligner juste que seuls 2 articles de la loi Molac ont été censurés. Ce n'est pas l'ensemble de la loi qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais 2 articles. 2 articles importants, ceci dit. Mais donc la loi aujourd'hui, elle sécurise en fait l'enseignement des langues régionales dans le cadre horaire normal à l'école. C'est quelque chose qui se faisait, ça y est, c'est dans la loi maintenant, donc c'est sécurisé. Elle donne aussi la possibilité à des collectivités locales d'accorder des subventions d'investissement pour les langues régionales. Elle confirme aussi l'usage de panneaux bilingues par les services publics. On avait vu en Occitanie des citoyens s'attaquer à une municipalité qui avait utilisé des panneaux bilingues, simplement le nom de la commune de façon bilingue avait été attaqué devant le tribunal administratif parce que ce n'était pas assez lisible. Ben voilà, maintenant, ça, ce sont des articles de la loi Molac qui sont passés. Une telle attaque devant le tribunal administratif ne sera plus possible. Et enfin, autre point important de la loi Molac qui a été approuvé aussi, c'est l'instauration du forfait scolaire, c'est-à-dire lorsque une famille souhaite inscrire son enfant dans une école en breton, mais qu'il n'y en a pas sur sa commune de résidence, elle peut l'inscrire dans une commune voisine et même dans une école privée associative sous contrat. Et alors, sa commune de résidence se verra obligée de s'entendre avec la commune de l'école de cet enfant sur une somme à donner ou sur un forfait scolaire. Il y a obligation de s'entendre. Voilà. Et donc ça, c'est un point positif. Seulement, le problème, c'est qu'il y a ce point positif du forfait scolaire, mais ce qu'on comprend de l'interprétation du Conseil constitutionnel, c'est qu'aujourd'hui, cette école immersive d'une commune voisine, elle pourrait être attaquée. Donc, il y a une contradiction là-dedans même. Vado io? Sì, lui dice che la legge, gli articoli che sono stati votati e approvati di questa legge sono fondamentalmente 2. Uno che approva e quindi promuove l'insegnamento delle lingue regionali in una qualità immersiva, il che vuol dire insegnare le materie scolastiche nella lingua regionale, come il bretone, il basco, l'occitano. E l'altro di avere la possibilità di avere gli avvisi pubblici, i cartelli, i toponimi bilingue, quindi nella lingua. Il primo non è approvato, l'insino immersivo non è approvato. No, è un suggerimento. Quello che la legge Molac suggerisce
e di insegnamento immersivo, giusto? Ma non è approvato. Non è ancora stato approvato, ovviamente. E l'altro è la possibilità di avere appunto gli avvisi pubblici bilingue, quindi nella lingua locale e nella lingua nazionale, perché in Francia succede, come anche in tante regioni italiane, che i toponimi avessero un nome regionale e poi siano stati tradotti. Succede nelle nostre valli, succede, mi viene in mente, nell'Alto Adige, dove tutti i cartelli hanno una traduzione in italiano e in lingua tedesca. Suggerisce anche, si je comprends bien, tu me le dis. Mais, oui, en fait, c'est juste que là, donc la loi, elle a été votée et puis elle a été censurée sur 2 articles par le Conseil constitutionnel, qui est la plus haute institution de l'État. Voilà. Et là, ce que je précisais, ce sont les articles de la loi qui rentrent en application. Les articles de la loi qui rentrent en application, bien, c'est la possibilité normale, comme ça se faisait, d'enseigner la langue régionale dans le cadre normal, mais à titre optionnel dans horaire normal. La possibilité d'avoir une signalétique bilingue, ce ne sera plus jamais attaqué devant un tribunal administratif. Ça, c'est fait. Ainsi que le devoir entre 2 communes de s'entendre si un enfant d'une commune veut aller dans une autre école d'une autre commune pour pouvoir avoir un enseignement en langue régionale. Tout ça, c'est passé, c'est dans la loi. Et la loi c'est approuvé. Voilà, lui dice anche che le parti che sono state, un altro suggerimento della legge è quello che nel momento in cui ci sia una famiglia che vuole mandare un bambino in una scuola dove si insegna la lingua regionale che non è presente nel suo comune di residenza, ci deve essere un'intesa fra il comune di residenza della famiglia e un comune vicino che ha una scuola regionale per permettere a quel bambino di frequentare la scuola regionale che i suoi genitori desiderano che lui frequenti. Quindi il comune deve fare, deve agevolare le famiglie nel momento in cui il comune stesso non possa erogare un insegnamento nella lingua della zona, nella lingua del territorio. In buona sostanza, diciamo che Molac ha, come si dice, scosso le acque, no? Ha agitato le acque, ha messo sul tavolo una questione che in Francia di cui si parla sempre in continuazione. Noi stessi qui dalle nostre valli occitane siamo sempre andati alle manifestazioni grandi che organizzavano in Occitania a Nemoc per la lingua occitano. Quindi c'è sempre stato un grande sommovimento all'interno delle lingue regionali dappertutto. La legge è passata sostanzialmente su diversi articoli, che già è importante, però loro, visto che c'è un'occasione storica di poter cambiare anche i rapporti storici, di soprusi che tutte queste lingue hanno sofferto nel passato, sarebbe il momento che anche questi 2 articoli che sono stati bocciati senza motivo, perché in realtà poi sono in contraddizione con altri articoli attuativi della legge, passassero. Allora, noi abbiamo fatto una camminata di 1750 chilometri per la lingua occitana. Siamo partiti dalle nostre valli occitane, che siamo in Piemonte, in Italia, al confine con la Francia. Abbiamo attraversato la Provenza, abbiamo attraversato l'Auvergne, il Languedoc, il Midi-Pyrénées, eccetera. Siamo arrivati in Val d'Aran, in Catalogna. Abbiamo fatto 1750 chilometri a piedi per chiedere all'UNESCO che la lingua occitana venisse riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità. E su questo territorio, visto che l'UNESCO ci aveva detto che noi dovevamo fare una ricognizione territoriale per vedere se la lingua e la cultura occitana erano ancora patrimonio comune di questo largo territorio,
abbiamo raccolto 29 ore di testimonianze. Così, la domanda che facevamo a tutti, perché noi eravamo 7 persone che camminavano, e abbiamo chiesto in tutta l'Occitania al nostro passaggio farci vedere cosa facevano per la loro lingua e per la loro cultura. E abbiamo raccolto 29 ore di testimonianze, e possiamo testimoniare che io dalle Valli Occitane alla Val d'Aran non ho mai detto una parola in francese, che dappertutto la lingua occitana viene capita, che anche gli stessi amministratori, i presidenti di regione che sono venuti ad incontrarci sul cammino, ci hanno sempre chiesto di parlare occitano e l'hanno sempre capito, al massimo parlavano in francese perché avevano perso la loro lingua originaria. E quindi è ora che si stabilisca una pace tra le lingue, perché noi abbiamo sentito anche in questo cammino delle testimonianze atroci che noi in Italia non è mai successo. Io so benissimo della storia dei bretoni, che c'era scritto vietato sputare per terra, parlare bretone. Io so benissimo della stella gialla che veniva usata per l'ultimo che in Occitania nella scuola parlava occitano ed era costretto a una delazione passando la stella gialla ad un altro bambino. Ora, queste sono delle ferite che nel nostro cammino sull'Occitania Pe noi abbiamo sentito ancora il dolore che c'è da parte della popolazione in quella terra, e quindi non sarebbe ora che adesso siamo in un momento storico completamente diverso, che queste ferite vengano sanate e che ci sia veramente una pace tra le lingue, e che quindi in Francia si possa insegnare la storia, la letteratura delle lingue regionali, perché in Francia sulla questione dei catari e dei trovatori non c'è una parola sui libri di storia. Dei grandi trovatori che nel 1200 sono stati alla base della cultura europea troviamo quasi niente, non parliamo della crociata contro i catari, che quello è un tabù, e quindi voi insegnate la storia e la letteratura francese, ma la storia e la letteratura francese non è fatta di tutte queste storie regionali che sarebbe ora che venissero insegnate ai bambini, tanto voglio dire appartengono a un territorio talmente, cioè appartengono a un periodo storico talmente passato che secondo me di danno non ne possono più fare. Oui, et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dans ces organismes, ces institutions de contrôle de la loi, que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, règne toujours cette idéologie née autour de la Révolution française de Barrère et de l'abbé Grégoire, qui disait que les idiomes de France sont contraires à l'égalité et à l'invisibilité de la République, et que nul en France ne devait parler bas-breton, basque, allemand, italien, voilà. Et c'est vrai que c'est là. Ensuite, ce discours, il est né lors de la Révolution française, même si les affiches de la Révolution française étaient traduites en langue bretonne. Les droits de l'homme et du citoyen de 1793 ont été traduits en langue bretonne, puisqu'il fallait bien les donner à comprendre ces textes à la population et dans les autres langues de France. Mais c'est alors qu'est né ce discours pour promouvoir une langue unique, et l'arme pour mettre en place cette politique, cette volonté, eh bien, c'est l'école sous la Troisième République, comme vous le disiez. Voilà. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État se font un peu les héritiers de Barrère et de Grégoire, les héritiers de ce discours de la Révolution française. C'est juste pour approuver et compléter ce qui était dit. Sì, lui sottolineava appunto che ci sono ancora dei discorsi che tornano indietro ai tempi della Rivoluzione francese, che è passata da un pezzo dove c'è questo adagio che continua a sostenere che le lingue regionali siano nemiche della Francia.
nemiche dell'uguaglianza, nemiche di quelli che sono stati i principi della rivoluzione. E ancora c'è questo fantasma, questo spauracchio. È come se le lingue regionali andassero a remare contro quelli che sono i diritti di tutti i cittadini francesi, che è un assurdo, perché in realtà la valorizzazione delle lingue regionali va nella direzione della tutela dei diritti, quando il diritto riguarda anche l'istruzione, perché la scuola è uno degli argomenti cardine, insomma tutti sanno che la società nasce dall'istruzione e proprio lì è lo snodo fondamentale su cui verte anche la legge Molag. On doit malheureusement terminer cette soirée et après on a les Occitans qui sont en scène, Lengo Vivo, Lengo dal Vivo. Et donc, on te remercie beaucoup pour ta disponibilité parce qu'on t'a demandé ça un peu au dernier moment, mais il m'est semblé important, enfin, de porter à connaissance de la République italienne cette affaire sur la France. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci, bonsoir. Bene, siamo giunti all'ultimo appuntamento della giornata. Adesso manderemo in onda un documentario, giusto Ines? Un dibattito curato dal SIRDOC che si intitola Lengo Vivo, Lengo dal Viu e che porta la testimonianza. Vuoi raccontarlo tu Ines che conosci bene? Allora, è organizzato dal SIRDOC e appunto porta la testimonianza di 3 giovani che lavorano nelle arti plastiche, nella botanica e insomma nelle arti in generale, e porta la testimonianza di questi 3 giovani sulla loro visione della biodiversità. Biodiversità raccontata in lingua occitana, promossa, dibattito promosso dal SIRDOC di Béziers, un organismo col quale noi collaboriamo, che è nato come mediateca dove vengono radunati tutti i testi in lingua occitana di tutta l'Occitania e che si occupa di promozione della lingua e della cultura. Vi lasciamo con questo ultimo appuntamento, noi ci sentiremo di nuovo domani. Adesso Paola magari vi dirà ancora 2 parole su domani e buona visione per questo ultimo appuntamento della serata. Chiaro, sì, se non sbaglio è molto interessante questo dibattito perché si basa anche sull'importanza della conservazione ambientale, della parte ecologica e etica ed è anche interessante perché chi interviene è veramente una generazione di giovani che stanno portando avanti questo discorso e vedrete in ambiti artistici e scientifici molto diversi e molto interessanti. Noi ci vediamo domani mattina alle 9:45, inizia questa giornata piena, di solito il sabato delle Premio Stana è un giorno pieno di persone, di interventi e di argomenti che sono assolutamente molto molto interessanti da raccontare e da sviscerare. Vi ricordo che i nostri canali social sono assolutamente aperti a qualsiasi tipo di interazione, sono benvenuti tutti i vostri interventi. Io vi ringrazio, vi auguro buona visione e ci vediamo domani mattina.